Continuiamo con i saluti da parte di Alberto Olivetti, Presidente Fondazione ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza ai Medici e Tutti gli Pediatri Italiani. Benvenuto. Grazie. È una giornata bellissima. A me vengono in mente due parole: accoglienza ed entusiasmo. L'accoglienza che oggi vi viene portata ai giovani e l'entusiasmo, il loro entusiasmo che ho visto fuori e che si palpa proprio, si sente. E l'accoglienza però è anche la caratteristica, è un prerequisito, è un corollario della professione medica. E mai come in questi tempi il problema dell'accoglienza è un problema che dobbiamo sentire, quindi oggi questa è una dimostrazione di come si ragiona su questo campo. L'entusiasmo è forte, è vivo, non si fa il medico, si è medico. Questo credo che i colleghi che oggi verranno festeggiati per i loro 50 anni lo possano testimoniare, direi con entusiasmo. E quindi mi auguro che questo entusiasmo contagi un po' tutti e ci permetta poi di affrontare al meglio le difficoltà, le asperità di una professione che è al servizio della persona che ha bisogno di noi, che ha bisogno di essere curata. La Fondazione ENPAM non vuol fare solo l'ente di previdenza, quello cerca di farlo bene. Lo dico ai giovani, cercate di seguire, perché sempre di più siamo interessati al futuro di coloro che dovranno sostenere questo sistema, quindi cerchiamo fin da subito di dare dei supporti, degli interventi di aiuto, di tutela, per poterli far lavorare il meno peggio possibile. Come ha detto Roberto, ci sono dei problemi, cerchiamo di risolverli ognuno per quota parte, e credo che uno dei modi migliori per farlo è quello di lavorare insieme. Devo riconoscere insomma una grande integrazione che abbiamo in tutte le nostre attività, l'ordine, il sindacato, le società professionali, le organizzazioni sindacali. Oggi stiamo facendo uno sforzo per mettersi insieme e tenere centrale questa professione che, ripeto, non è una professione così, che si fa così, è veramente uno stato dell'animo, e quindi ben arrivati, con accoglienza e con entusiasmo.